A questo bambino tifoso del Napoli è stato impedito di entrare allo stadio Artemio Franchi. È successo nella stagione 2021-2022 durante la partita Fiorentina-Napoli. Antonio, questo è il nome del bambino, arriva con il padre ai cancelli dello stadio, ma gli steward, vedendolo con il completino del Napoli, decidono di non farlo entrare. Il padre però dopo poco riesce a convincerli e insieme riescono finalmente ad entrare in tribuna. Decidono così di seguire il riscaldamento affacciati alle ringhiere degli spalti. A questo punto però i tifosi della Fiorentina iniziano a notare il piccolo Antonio e a inveire contro padre e figlio. I toni si scaldano e il papà capisce che non si tratta più di semplici cori da stadio e così, temendo per l'incolumità di entrambi, decide di cambiare zona. Ma per gli steward non basta. Raggiungono i due e obbligano Antonio a cambiare maglia. Purtroppo il bambino non aveva portato con sé nessuna maglia di riserva e ci mancherebbe, aggiungerei, e quindi costretto ad indossarla al contrario. Solo così le acque si calmano definitivamente. Questo fu solo uno degli episodi razzisti che avvennero quel giorno. Oltre 90 minuti di cori contro i napoletani e un faccia a faccia tra un tifoso della Fiorentina e Spalletti, che fu colpito da una bottiglietta e per poco anche da uno schiaffo. Un episodio orribile che di sportivo non ha nulla. Cosa ne pensate in vista della partita all'Artemio Franchi?